Buongiorno da Sicilia 24, questi i principali argomenti di oggi. La marcia dei trattori in Sicilia, da Palermo a Sciacca, gli agricoltori protestano anche per la grave carenza d'acqua. I produttori in sit-in denunciano costi alti e leggi europee che penalizzano l'isola. Ennesimo branco in azione a Palermo. In 12 hanno accerchiato e picchiato 6 ragazzi pronunciando insulti omofobi. I cittadini chiedono sicurezza, ma i controlli sembrano riguardare solo i commercianti. Provata e spaventata è apparsa così al sindaco di Piazza Armerina la donna somala, vittima di un'aggressione razzista. Una comunità di migranti vive nel centro dell'Ennese dove serpeggia una pericolosa deriva di odio. Inizia ufficialmente l'era del reddito di inclusione. Da venerdì i primi pagamenti. Sicilia, seconda regione italiana per numero di richieste, seconda solo alla Campania. Circonvallazione sotto controllo a Catania con gli autovelox, installati i primi dispositivi che entreranno in funzione tra un mese. Il vice sindaco La Greca dice servono a fare rispettare le regole. Una storia di fede e coraggio in Agata la Santa Fanciulla, da stasera in scena a Catania, il dramma sacro diretto da Giovanni Anfuso. Calcio, il Catania mercoledì in campo per la semifinale di Coppa Italia. In campionato il Messina crede nella svolta dopo aver sconfitto anche il Taranto. Bentrovati da Palermo a Sciacca, la marcia dei trattori in Sicilia. Gli agricoltori protestano anche per l'impossibilità di utilizzare le acque del lago Arancio, poi ci sono altre recriminazioni, costi alti, leggi europee che penalizzano i produttori siciliani. Ma sentiamo Marco Gullà. Agricoltori e allevatori, tutti in marcia sulla Palermo-Sciacca nel capoluogo siciliano per protestare contro le politiche dell'Unione Europea, del governo e della regione che favoriscono la vendita di prodotti non salubri a danno di quelli siciliani, dicono. Da Menfi a Palermo una protesta unanime anche per evidenziare l'inutilizzabilità che dura ormai da mesi dei 33 milioni di metri cubi di acqua del lago Arancio. La mancanza di acqua ha infatti letteralmente dimezzato i raccolti degli agricoltori dell'Agrigentino, una protesta che ha portato anche una delegazione a manifestare davanti alla prefettura di Palermo. I motivi della protesta scaturiscono dal fatto in primis dalle politiche scellerate della comunità europea nei confronti della nostra amata Sicilia, ad esempio con l'introduzione ora dell'IRPEF sui terreni agricoli che noi imprenditori agricoli e coltivatori diretti dovremmo pagare. E il problema è che la crisi ha preso tutto il comparto agricolo zootecnico, quindi direi che parliamo di tutti, parliamo dell'Europa che ci ha messi in ginocchio. Nel mio ambito, per esempio, ha autorizzato l'utilizzo dello zucchero nella manipolazione dei vini in Germania, ovviamente. Da noi è assolutamente vietato, quindi quelli possono fare il vino aggiungendo lo zucchero, mentre qua da noi si chiama sofisticazione. Nei giorni scorsi l'assessore all'agricoltura Luca Sammartino ha dato notizia della pubblicazione di un decreto per cui sarebbero previsti solo 25 milioni di euro che individua le zone interessate per far sì che i lavoratori possano beneficiare di un'integrazione salariale, misure che non basterebbero a dare sostegno a un settore in aperta crisi. E continuiamo purtroppo tornando a Palermo ad occuparci di violenza. In 12 hanno accerchiato e picchiato 6 ragazzi che passeggiavano dopo averli offesi con ripetute frasi omofobe. Soltanto l'ultimo degli episodi appunto di violenza che molto spesso è del tutto immotivata. Ma sentiamo Maglio Viola. Non solo violenza legata alla movida, ma anche aggressioni a sfondo omofobo in una Palermo sempre più violenta per futili motivi o per motivi d'odio. 6 giovani sono stati accerchiati e picchiati da un branco di 12 bulli a pochi passi dal Teatro Massimo nel pieno centro della città. I giovani che erano appena usciti da un locale e stavano passeggiando sono stati prima insultati con frasi omofobe e poi aggrediti e picchiati. 2 delle vittime sono riuscite però a scappare e chiedere aiuto ad una pattuglia di polizia. All'arrivo delle forze dell'ordine gli aggressori si sono
sono dileguati, ma prima hanno minacciato di morte i malcapitati. Se raccontate tutto alla polizia torniamo, sarebbe stato il contenuto delle minacce. È solo l'ultimo episodio di violenza gratuita in un territorio che sembra sempre più Far West. Niente militari per arginare il fenomeno, i pochi che sono stati dispiegati a Palermo collaborano con la polizia ferroviaria e operano nei pressi della stazione centrale, ma non nelle aree della Movida. Proprio nelle zone della Movida ieri in mezza giornata sono state raccolte 500 firme in un gazebo allestito in fretta e furia nei pressi di una chiesa, firme con le quali gli abitanti del centro storico chiedono più controlli e più sicurezza. Ma intanto i controlli si scontrano con i commercianti a Mondello, zona dove si vuole spostare la Movida. La polizia chiude il locale da ballo ex Arena, ma il titolare insorge e parla di amarezza perché tutto è in regola e contro il sequestro annuncia presenterà ricorso. Continuiamo a parlare di aggressione, violenza, questa volta a sfondo razzista. È accaduto a Piazza Armerina nei confronti di una donna somola che è stata picchiata da una banda di giovanissimi. La vittima ha il setto nasale fratturato. Abbiamo sentito il sindaco del comune dell'Ennese che ha dichiarato: ho trovato una donna provata e molto spaventata. Sentiamo Lorena Dolci. Mi ha raccontato che si stava recando presso una sua abitazione e a un certo punto è stata, ha incrociato un gruppo di ragazzini che hanno iniziato a rivolgerle epiteti di ogni ordine e a quel punto lei probabilmente, questo non me lo ha detto, ha cercato di difendersi in un modo o in un altro fino a quando poi si è sfociato appunto in un'aggressione fisica. Il racconto affidato al sindaco di Piazza Armerina è quello della donna somala di 38 anni aggredita per strada sabato sera. Con un pugno le hanno fratturato il setto nasale lasciandola in una pozza di sangue. Il branco di giovanissimi, forse tutti minorenni, sono già stati individuati. Un ragazzo di 17 anni sarebbe già stato interrogato. La donna ha una prognosi di 15 giorni e si trova ancora all'ospedale dove il primo cittadino le ha portato la vicinanza della comunità. Mi sono trovato di fronte ad una persona che era provata ed era molto spaventata. Mi ha raccontato che era arrivata a Piazza Armerina da pochi giorni in cerca di un lavoro. Evidentemente si tratta di una persona che è in Italia da diversi anni. La cosa che mi ha colpito, le ho chiesto se era madre, mi ha immediatamente mostrato la foto dei suoi figli che sono in questo momento in Africa. Una storia, una vita che quel gruppo di bulli della borghesia cittadina neanche immagina. A Piazza Armerina, un centro vivace dal punto di vista culturale, vive una folta comunità di extracomunitari apparentemente ben inserita. C'è una società di facciata che dice che è accogliente, ma sicuramente c'è una società nascosta che invece ancora ha paura della pelle o del colore diverso della pelle di qualcuno che non conosce. Agostino gestisce uno dei centri di accoglienza per minori che ha ricevuto anche la visita del presidente Mattarella. Con orgoglio ricorda che una cinquantina di giovani migranti sono stati assunti l'anno scorso da aziende del territorio, ma questo non impedisce che la convivenza sia scandita negli anni da episodi di intolleranza sfociati in aggressioni o vandalismi. Da venerdì arrivano i primi pagamenti delle prime domande presentate per ottenere l'assegno di inclusione e la Sicilia è la seconda regione italiana per numero di richieste, ma sentiamo Luca Ciliberti. Al via i pagamenti per l'assegno di inclusione, la misura rivolta ai nuclei familiari in cui ci sia almeno un componente minore, disabile o over 60 che dal 1 gennaio di quest'anno ha mandato in soffitta il reddito di cittadinanza. I primi accrediti partiranno venerdì 26 gennaio. Dei nuclei finora che hanno fatto richiesta sulla base dei dati dell'INPS, quasi la metà si concentra in 2 regioni, come è già avvenuto per il reddito di cittadinanza: Campania con il 26,7% dei richiedenti e Sicilia con il 21,8%. Alla stregua del reddito di cittadinanza, anche per quella misura noi rappresentavamo numeri molto alti rispetto ai livelli e ai valori nazionali. La possibilità di inviare le richieste è stata anticipata al 18 dicembre scorso. Le domande finora presentate per il supporto sono quasi 165.000, di cui accolte poco più di 68.000. Ancora il portale, rispetto alle migliaia di domande che abbiamo fatto dal 18 dicembre a oggi, ognuna delle domande risulta in stato acquisita. Di conseguenza il 26, che sarà la prima giornata di pagamento di tutte quelle istanze fatte dal 18 dicembre al 7 gennaio,
non sappiamo esattamente quante di queste domande saranno accolte e quindi quanti di questi soggetti vedranno liquidarsi attraverso la carta di inclusione che dovrà essere rilasciata dalla Posta il primo pagamento per la mensilità di gennaio. Andiamo a Catania, velocità sotto controllo sulla circonvallazione della città, perché entro un mese verranno attivati gli autovelox. Sentiamo Tonino De Mana. T-Red e Autovelox per mettere un freno a chi scambia la circonvallazione di Catania per un circuito di Formula 1, mettendo a repentaglio la propria vita e quella degli altri. Il sacrificio di Chiara Adorno, la studentessa originaria di Solarino, travolta ed uccisa sulle strisce pedonali sul viale Andrea Doria, non è stato vano. Completata la trafila burocratica, entreranno in funzione tra un mese i nuovi dispositivi di sicurezza, T-Red e Autovelox appunto, che copriranno tutta la circonvallazione da ogni nannesima, con l'obiettivo di fare rispettare i limiti di velocità e di conseguenza di ridurre il tasso di mortalità. Ne è convinto il vice sindaco di Catania Paolo La Greca, che, statistiche alla mano, sottolinea che con i 30 km all'ora gli incidenti mortali si riducono al 5%, a 50 km all'ora salgono notevolmente, ma comunque rimanendo all'intorno del 50%, quindi la minore velocità è una garanzia per la sicurezza dei pedoni. Parola d'ordine sicurezza e soprattutto rispetto delle regole. Sono strumenti quindi che serviranno soltanto a fare rispettare l'attuale codice della strada. Intanto è in stand-by il progetto del sovrappasso nei pressi della cittadella universitaria, che sembrerebbe non convincere del tutto gli addetti ai lavori. Adesso a Messina, dove continuano le file di anziani che si rivolgono agli sportelli del sindacato della CISL dopo aver ricevuto una lettera da parte dell'ASP con richiesta di recupero di esenzione ticket non corretta, un fatto dichiarato appunto dai sindacati inaccettabile e incostituzionale. Eva Spampinato. Alla CISL Pensionati di Messina continua il via vai di anziani che si rivolgono con preoccupazione allo sportello dell'Adiconsum per risolvere una questione intricata e che è piovuta sulla testa di oltre 20.000 persone proprio a ridosso delle vacanze di Natale. L'ASP messinese ha inviato richieste di recupero di esenzioni ticket per reddito non corrette che risalgono agli anni 2012 e 2013. Nella lettera si legge che il sistema tessera sanitaria ha evidenziato l'insussistenza dei requisiti necessari per usufruire di tale beneficio. Per lei o le persone a lei riconducibili a mezzo dell'autocertificazione presentata. La raccomandata non dà dettagli riguardo alle prestazioni contestate. Non sono sufficienti le informazioni che vengono fornite anche per poterle impugnare, anche se poi tanti di loro non hanno più neanche la documentazione per capire, per vedere cosa avevano fatto. La documentazione fiscale di norma si conserva per 5 anni, quindi in questo momento loro potrebbero non avere neanche le carte a domicilio per poter opporsi a questa documentazione. La sanzione richiesta inoltre è 2 volte, anche 3 volte maggiore dell'importo del ticket da pagare. C'è chi ha ricevuto 4 lettere per un importo totale da pagare entro 30 giorni di 10.000 euro. Immaginare che un anziano possa ricevere anche una nota in cui si accenna che se non si paga non si avrà neanche più diritto alle cure nel sistema sanitario pubblico diventa fortemente preoccupante, e noi riteniamo che sia anche un po' incostituzionale, nonostante la norma in qualche maniera in certi casi potrebbe anche prevedere questo, però è veramente, in termini umani, è veramente fuori da ogni logica. Venerdì scorso la CISL ha chiesto un incontro all'ASP e ancora non ha ricevuto risposta. Ai cittadini dice: verificate la corretta richiesta rivolgendovi all'Adiconsum CISL. Ci fermiamo, una pausa, torniamo tra poco. Tornati in studio il direttore del Teatro Stabile di Catania, Luca De Fusco, nominato alla guida del Teatro di Roma tra polemiche politiche. È un balletto di incarichi che potrebbe coinvolgere anche Palermo. Luca Ciliberti. Lo scontro a Roma apre il balletto delle poltrone nei teatri di Catania e Palermo. Il caso contestato della nomina di Luca De Fusco alla guida dello Stabile di Catania dal 2002, spostato in questi giorni nella capitale per volontà della maggioranza politica di governo, scopre la casella nella direzione artistica dello storico ente etneo. La nomina di De Fusco, fortemente contestata dall'opposizione e da una parte degli artisti, potrebbe essere bloccata dai ricorsi in atto. Per una complicata partita di giro ricostruita nei giorni scorsi sul quotidiano La Sicilia, il
Il balletto delle nomine riguarderebbe non solo il Teatro di Roma, ma anche di altri importanti enti culturali nazionali. In questo complicato puzzle rientra anche il Teatro di Palermo, attualmente guidato da Pamela Villoresi. Secondo voci romane, se la nomina di De Fusco dovesse trovare un muro invalicabile nella capitale, potrebbe trovare spazio come direttore proprio al Biondo di Palermo, dove è in scadenza Pamela Villoresi, con l'ipotesi, già in passato ventilata, di creare un unico grande teatro regionale di Sicilia che unisca i due stabili di Palermo e Catania. A Catania, apparentemente, tutto tace. Il presidente del CDA dello stabile etneo, Rita Gari, attende atti formali. Poi partirà la caccia al nome in sostituzione di De Fusco. Tra i nomi che sono circolati ci sono i registi Giovanni Anfuso, Guglielmo Ferro e nelle ultime settimane anche la sorella Francesca Ferro, Giuseppe Di Pasquale e Orazio Torrisi. Ma come sempre l'ultima parola spetterà alla politica. Da Palermo a Roma il dialogo è già in corso. Avete visto nelle immagini del servizio precedente Giovanni Anfuso, che è protagonista del prossimo servizio perché è il regista di Agata la Santa Fanciulla, il dramma sacro che ritorna a Catania nei giorni ovviamente prima della festa, e da questa sera sicuramente potrà essere visto dal pubblico certamente non solo devoto ma appassionato il servizio. Il martirio di Sant'Agata, la ferma volontà di salvare il suo tesoro, la guerra. A Catania torna lo spettacolo Agata, la Santa Fanciulla, in una sede inedita, la chiesa San Nicolò l'Arena, la più grande della Sicilia. Un dramma sacro con 20 attori in scena, li vediamo durante le prove dello spettacolo, che narra quanto descritto negli atti del martirio, facendo inoltre muovere sullo scenario dei terribili bombardamenti che colpirono Catania durante lo sbarco alleato fatti e personaggi immaginari come il cavaliere Pennisi, che difende il tesoro assieme a una suora. La gestazione dello spettacolo non è stata facile, ha spiegato lo scrittore e regista Giovanni Anfuso, ospite di Buongiorno Sicilia. Trarre un testo teatrale dagli atti del martirio è come dare ad un drammaturgo il dispositivo di una sentenza e dirgli: fanne uno spettacolo, tratto dagli atti che aveva anche in qualche modo edito Monsignor Zito, il compianto Monsignor Zito. Emozionata Cecilia Guzzardi, che per la prima volta interpreta Sant'Agata. È un'emozione, è emozionante essere Agata, ma è emozionante anche per la forza del personaggio di Agata. Agata vive in un'epoca pagana e, affermando di credere in un unico Dio, si mette contro l'autorità rappresentata dal proconsole Quinziano, che non tollererà il rifiuto della fanciulla di sacrificare agli dei. Tanti applausi nel 3 giorni messinese al Teatro Vittorio Emanuele per il musical Rapunzel, trasposizione moderna delle celebre fiaba dei fratelli Grimm. Strepitosa la prova di Lorella Cuccarini. Il servizio è di Francesco Triolo. Tre giorni di sold out, tanti applausi per la versione musical di Rapunzel, l'opera dei fratelli Grimm, portata sul palco del Teatro Vittorio Emanuele con una strepitosa Lorella Cuccarini a vestire i panni della zia matrigna Gretel, autentica protagonista della storia. Una trasposizione moderna della fiaba tra magia, cartoni stile gotico alla Tim Burton e l'ironia e la tenerezza dei disneyani. Per la direzione di Maurizio Colombi, che ha aggiunto elementi di originalità come divertenti fiori parlanti Rosa e Spina, il cane guardia reale Segugio, lo specchio parlante Spiegel, coscienza della giovane principessa. Ironica e divertente Lorella Cuccarini, parrucca e unghie rigorosamente corvine per calarsi meglio nel ruolo della strega a caccia dell'eterna giovinezza. Accanto a lei Silvia Scartozzoni nei panni di Rapunzel, Renato Crudo nel ruolo di Phil, un ladro scanzonato e giocherellone dal cuore generoso che si innamorerà della principessa della torre. Effetti speciali d'impatto, cambi di scena ad effetto che hanno incantato tanti bambini ed anche più grandi, con l'happy end che richiama in chiave moderna la fiaba classica. Adesso ci fermiamo ancora, una breve pausa, poi il calcio.
Siamo tornati in studio con il calcio, 2 giorni al match più importante del momento in casa Catania con i rossazzurri che mercoledì giocheranno a Rimini. Sul mercato alcune cessioni non concretizzate bloccano eventuali nuovi arrivi. Marco Carli. La nevicata di Picerno è il passato, il Catania si concentra sulla Coppa Italia, obiettivo primario designato dal club e da Lucarelli perché il passaggio del turno e l'eventuale finale col Padova spalancherebbe le porte ad una maxi preparazione da affrontare a partire da marzo verso play-off che partirebbero dal primo turno nazionale, a patto ovviamente che i patavini mantengano le prime 3 posizioni della classifica nel proprio girone e che il Catania non scenda in zona play-out. Troppi ragionamenti, meglio procedere partita per partita e l'andata della semifinale allo Stadio Neri ha un grande valore. Si gioca con partite appunto di andata e ritorno con la seconda gara già fissata a Catania il prossimo 28 febbraio. Lucarelli è pronto a lanciare dall'inizio di Carmine, probabilmente con Peralta alle spalle. Tutto sarà deciso, compresa l'ipotesi di difesa 3, negli allenamenti che precederanno immediatamente la gara. Intanto il Rimini, contrariamente al Catania giocato in campionato il suo allenatore, paragona i rossazzurri ad un gigante. Incontriamo un'altra squadra molto, molto forte, di blasone. In questo momento oltretutto non ha giocato per causa neve lì a Picerno, quindi arriveranno anche senza i 90 minuti sulle gambe. Sappiamo il mercato che stanno effettuando, ecco, troviamo un gigante. Capitolo mercato. Il Benevento aspetta il Catania per Teio, il procuratore ha anche una richiesta dal Palermo. Si deve per forza chiudere per un portiere. Per il resto, Grella attende che si sblocchino le cessioni. Oltre a Bocic, che sarà piazzato in prestito, al momento Rocca, Marsura, Ladinetti, Rizzo e Mazzotta possono partire, ma alcune trattative sono bloccate e restano in stallo. Dopo la vittoria di ieri contro il Taranto, il Messina ha 3 punti di vantaggio sulla zona play-out. Buona prestazione dei giallorossi che sabato prossimo saranno impegnati nella trasferta contro la Turris. Sergio Colosi. La possibile svolta in 8 giorni, da Caserta al Taranto, con tante similitudini. Il Messina ha vinto entrambe le partite contro avversari in lotta per un posto in B, interrompendo 2 serie utili. Di 6 risultati quella dei pugliesi, di 12 dei campani, senza subire reti e svoltando in classifica fino ad una zona di parziale tranquillità. Buona prestazione dei giallorossi che a fine gara hanno ricevuto i complimenti dal tecnico Modica per la 4ª vittoria negli ultimi 7 incontri, con una media di 2 punti a partita. Sapevamo di incontrare una squadra che fino adesso ha fatto non bene, di più, veniva da risultati importanti, hanno qualità, giocano bene, hanno vinto un po' di partite in trasferta, hanno queste ripartenze che sono per loro micidiali, coprono bene il campo, quindi era una partita molto difficile. La squadra ha fatto una grande prestazione, una prestazione di gruppo, una prestazione dove i ragazzi sono stati dentro la partita sempre, abbiamo fatto un primo tempo divino, abbiamo sbagliato qualche cosa ma ci sta nell'ordine della gara. Sabato prossimo, con inizio alle 20:45, sfida salvezza in Campania contro la Turris. Il Messina attende novità dal mercato. In partenza Buffa e Tropea. In caso di richieste andranno via anche Ragusa e Cavallo. Si cercano un difensore e una punta centrale. Prima di chiudere vi ricordo la nostra programmazione sportiva, tra poco dopo il telegiornale anteprima Corner, è tutto dedicato al calcio siciliano, mentre dedicato interamente al Catania come sempre il lunedì sera è l'appuntamento con Corner a partire dalle 20:45 in studio per entrambi gli appuntamenti, la conduzione di Angelo Gagliano. Per quanto riguarda il telegiornale è tutto, vi ricordo il prossimo appuntamento con il TG su Telecolor alle ore 19. A tutti buon pomeriggio.